Buongiorno a tutti, ci troviamo nel Polesine, un'antica regione che oggi ricade sotto la provincia di Rovigo nel Veneto. Siamo sul delta del Po, quell'insieme di diramazioni fluviali che permettono al fiume di sfociare nel mare Adriatico settentrionale. Questa vasta area pianeggiante è compresa tra le regioni Veneto ed Emilia-Romagna. Il Po è il fiume più lungo d'Italia, nasce a 2020 metri in località Pian del Re sulle pendici del Monviso in Piemonte. Lungo il suo tragitto di 652 km attraversa tutta la pianura padana, attraversando il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Lungo il suo percorso riceve numerosi affluenti. Alla sua sinistra idrografica provengono i corsi d'acqua di origine alpina e prealpina che scorrono verso sud, mentre alla sua destra idrografica riceve le acque dei fiumi e dei torrenti degli Appennini che scorrono verso nord. Ai margini di Porto Tolle possiamo vedere il vecchio zuccherificio che è stato attivo fino agli anni '80, un'immensa struttura che ha dato lavoro a molti abitanti del luogo. I grandi fiumi che si riversano nel mare possono essere caratterizzati da due tipi di foci, la foce a delta o la foce a estuario. Nel nostro caso il Po si riversa nel mare con una foce detta a delta, che è caratterizzata da un vasto territorio pianeggiante dalla classica forma triangolare, dove all'interno si divide in più rami. Tutto questo è possibile perché il mare Adriatico settentrionale possiede un fondale poco profondo e una scarsità di corrente marina che permette quindi al Po di depositare i suoi detriti e non essere spazzati via dal moto ondoso. Contrariamente, altri grandi fiumi hanno la foce detta a estuario, che è caratterizzata da un tratto unitario che penetra nel mare privo di altre diramazioni. In genere questi fiumi apportano pochi detriti e le correnti marine sono molto forti e riescono a penetrare nella foce apportando una mescolanza tra acqua salata e acqua dolce. La foce del Po è caratterizzata da 6 rami principali che prendono il nome di Po di Venezia, di Maistra, della Pila, delle Tolle, di Gnocca e di Goro. A questi si aggiungono corsi d'acqua minori che diventano loro tributari. Pensate che l'area del Tizia è in progressiva espansione. I dati statistici ci dicono che l'avanzamento delle foci verso est del delta subiscano un aumento pari a circa 60 ettari all'anno, il che costringe la provincia di Rovigo ad aggiornare periodicamente i dati statistici relativi alla sua superficie. I ponti fatti con le barche o con le chiatte sono ponti di facile costruzione e rimozione. Hanno il vantaggio di adeguarsi all'innalzamento o all'abbassamento del livello delle acque. A seguito delle grandi bonifiche, i terreni del delta del Po sono diventati molto fertili. Qui vi si pratica maggiormente l'agricoltura. Lungo tutto il territorio possiamo vedere distese di campi coltivati a mais, riso, grano, prati da sfalcio, numerosi ortaggi e piantagioni di meloni. Nel corso dei millenni la pianura padana ha subito delle modifiche naturali del territorio dovute alle ere geologiche come quella glaciale, ma anche eventi come terremoti, alluvioni, inondazioni, impaludamenti e interramenti. Ma le modifiche del territorio non sono solo naturali. Qui ad esempio a Taglio di Po in provincia di Rovigo il toponimo ci racconta che tra il 1600 e il 1604 la Repubblica di Venezia realizzò una grande opera idraulica.
Per contrastare il rischio di interramento dei lidi della laguna veneta dovuto all'apporto di fango trasportato dal ramo principale del Po, si provvedette a spostare il suo corso più a sud, scavando un canale artificiale lungo 7 km che scaricava le sue acque nella sacca di Goro. Polesine è una parola veneta che fa riferimento a questa grande terra. Pare derivare dal latino pollicinum, che significa terra paludosa. Una terra quindi riadattata che si presta bene al contesto agricolo, ma non solo. Nel secolo scorso qui si insediarono due importanti poli industriali. Tra il 1980 e il 1984 a Polesine Camerini nasce la centrale termoelettrica di Porto Tolle, di proprietà dell'Enel. Era suddivisa in 4 gruppi da 660 megawatt l'uno e pensate che produceva il 10% del fabbisogno nazionale di energia elettrica. Fino al 1995 come combustibile veniva utilizzato il gasolio BTZ. Poi l'impianto fu convertito in oromulsion, che è un combustibile fossile a base di bitume. Pensate che il funzionamento della centrale prevedeva il consumo di 138 tonnellate di combustibile all'ora, che emettevano nell'atmosfera miliardi di particelle solide, gassose e altamente inquinanti. Il progetto futuro di passare al carbone come combustibile fu negato dalla Direzione Generale per l'Energia Nucleare e nel 2010 fu chiuso l'intero impianto. Quello che rimane ben visibile da molto lontano resta la ciminiera, che è alta 250 metri. È provvista di 4 condotti che servivano per disperdere in atmosfera le particelle inquinanti. Pensate che questa ciminiera risulta essere la struttura non metallica più alta d'Italia e la seconda in ordine di altezza fra le strutture artificiali dopo il trasmettitore di Caltanissetta. Il nuovo progetto che prenderà il posto dei serbatoi di olio combustibile delle turbine sarà la costruzione di un grosso villaggio turistico ispirato a natura e ambiente. In geologia la subsidenza è quel fenomeno in cui si verifica l'abbassamento verticale dei terreni. Questo può avvenire in modo naturale, ad esempio tra lo scontro delle placche euroasiatica con quella africana, oppure durante il continuo deposito dei sedimenti fluviali sui terreni, ma può essere anche causata dall'uomo. Dal 1954 al 1958 nell'area del Tizia furono estratti 230 milioni di metri cubi di gas metano per ogni anno, che aumentarono poi nel 1959 fino a 300 milioni di metri cubi annui. Pensate che dal 1951 al 1960, a seguito delle estrazioni di gas, il territorio del delta del Po ha subito degli abbassamenti di livello con punte da 1 a 2 metri. Nel 1961 furono chiuse le attività estrattive e per altri 15 anni il terreno continuò a sprofondare con punte massime fino a 3,50 metri. L'estrazione degli idrocarburi e dei gas lasciano nel sottosuolo degli spazi vuoti che creano appunto la subsidenza del terreno. Nel delta del Po questo fenomeno è molto pericoloso perché la quota dei terreni rimane inferiore a quella dei fiumi, che qui vengono chiamati appunto fiumi pensili. Il potenziale rischio è l'erosione e la rottura degli argini che potrebbe causare l'inondazione di migliaia di ettari di campi coltivati.
Per risolvere questo problema pensate che dal 1872 nel delta del Po furono installate diverse idrovore per il sollevamento delle acque dai punti più bassi e riversarle poi nei corsi d'acqua principali. Qui a San Basilio vediamo una delle tante idrovore presenti nel delta del Po. Questo è il locale dove sono ubicati i motori che pescano le acque dai prati, quindi dalla parte inferiore, e con una serie di tubature oltrepassano il ciglio dell'argine e scaricano le acque nel Po di Goro. La Sacca degli Scardovari è un immenso specchio d'acqua compreso tra le foci del Po delle Tolle a est e le foci del Po di Gnocca a ovest. Grazie alle sue caratteristiche idrogeologiche questo ambiente si presta alla proliferazione e alla coltivazione di cozze, vongole e ostriche. Quello che vediamo qui davanti è uno dei tanti esempi delle coltivazioni presenti in questo luogo. La Sacca è separata dal mare da lidi sabbiosi e rientra nei paesaggi più suggestivi del delta del Po. Pensate che tutto il fondale dello specchio d'acqua si aggira intorno al 1,5 metri di profondità. Lungo le rive possiamo vedere i capanni utilizzati dai pescatori. Pensate che il nome di questo luogo, Sacca degli Scardovari, deriva da scardova o scardola, un pesce molto presente nel Settecento. Le spiagge del litorale adriatico sono formate da una sabbia chiara e finissima di origine calcarea. Tutto questo si è verificato grazie al trasporto dei detriti da parte dei grandi fiumi, ridistribuiti poi dalle correnti marine. Da questa scogliera terminiamo il nostro lungo giro nel delta del Po, un vasto territorio di oltre 60.000 ettari gestito dai parchi regionali del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Vi consiglio di venire a visitarlo di persona utilizzando la bicicletta e soprattutto approfittando dei giri turistici in barca che vi permetteranno di vedere sia il Po che il litorale da tutt'altra prospettiva. Vi ringrazio di averci seguito fin qui e vi do appuntamento come al solito al prossimo progetto. Ciao ragazzi, alla prossima!